Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale alla storica maratona di Boston, i Sammy Runners sono pronti per affrontare la competizione e far avverare quello che era un sogno di Sammy Basso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre che aveva dedicato la sua vita alla ricerca e alla cura della progeria. In gara il prossimo 21 aprile in Massachusetts Andrea Tapparello e Andrea Tonietto, che porteranno i colori dell'IPROSAB, l'associazione italiana progeria fondata da Sammy e dai suoi genitori. Sammy aveva una collaborazione con l'associazione della ricerca verso la progeria di Boston, che è la maratona più antica al mondo, e ormai più di 100 anni fa c'è stata la prima edizione e decidiamo di approcciarci a questo, diciamo, per dare visibilità all'associazione e di conseguenza a questo progetto. Era già da qualche anno che ci provavamo, perché era un sogno che avevamo insieme a Sammy, visto l'importanza e il legame che aveva con Boston, e quindi adesso è arrivato il momento. Per partecipare alla maratona i Sammy Runners devono raccogliere una cifra importante, si parla di $20.000 che saranno interamente devoluti a sostegno della ricerca. Ci stiamo impegnando parecchio, il territorio sta rispondendo molto bene, si vede che negli anni scorsi abbiamo seminato bene. Devo dire questa cosa, devo ringraziare anche chi già ha dato il proprio contributo, ma non siamo ancora arrivati. E allora, guardando questa telecamera dentro qua, lanciate proprio un messaggio perché ancora più persone vi appoggino e vi supportino. Dateci una mano a realizzare questo sogno, è un sogno nostro, un sogno di Sammy, un sogno dei Sammy Runners, che è il gruppo di amici di Sammy. Per farlo serve il vostro contributo, potete andare a visitare il nostro sito iprosab.org, apparirà un pop-up con scritto Sammy Runs Boston, lì dentro potete trovare l'intero progetto e anche un box dove fare la vostra donazione. Insomma, una maratona che porterà con sé ancora una volta tutto quello che Sammy Basso ha significato per tantissime persone e i grandi risultati che lo scienziato ha raggiunto. Sammy ci sarà. Sammy sempre nel cuore. Questo giro correranno i nostri due prescelti a commemorare Sammy, la sua memoria e quello che può essere la continuità nella ricerca.